teatro. Anche il Trianon di Napoli, direttrice artistica Marisa Laurito, presenta gli spettacoli della prossima stagione. Ettore De Lorenzo. La nuova stagione del Teatro Trianon di Napoli offre un programma ricco e diversificato dove però c'è un evidente filo conduttore che è quello della passione e non a caso Marisa Laurito ha voluto chiamarla proprio così, una stagione appassionata. Di cuore, perché noi quest'anno festeggiamo una marea di personaggi straordinari, di scrittori, di autori che hanno lasciato nel nostro cuore una grande passione, una grande vitalità. La stagione sarà aperta dalla festa di Piedigrotta di Raffaele Viviani per la regia di Nello Mascia, ma poi ci sono omaggi a Scarpetta e a De Filippo, mentre come Teatro della Canzone Napoletana si festeggerà anche il 75° compleanno di Luna Rossa di Vincenzo De Crescenzo. E ancora in programma nomi prestigiosi come quelli di Paola Turci, Massimiliano Gallo, Tommaso I, Dario Sansone e Peppe Barra, e poi gli stand-up comedy e Rosalia Porcaro che porterà in scena donne sull'orlo di una crisi di nervi. Per i comici è un momento molto difficile, perché sempre ti chiedi se è il caso o no di fare una battuta, innanzitutto per la delicatezza, perché siamo pieni di orrore. Poi per la politica, perché non c'è più possibilità di fare satira, e poi per i social, perché appena ti esponi ti odiano. Io sono molto contento di essere nel Teatro della Canzone Napoletana, è sempre intitolata a Viviani, per cui è sempre un grande onore e mi sento a casa.